Un nuovo appuntamento con tempi supplementari estate nella casa del calciomercato calabrese su Teleuropa Network, canale 10 del digitale terrestre in Calabria e in Sicilia orientale. Anche quest'oggi tantissima carne al fuoco. Apriremo con una notizia importante per un nome nuovo sul Crotone, le strategie del Cosenza, in retroscena intorno alle calabresi di Serie C pronti ad infiammare il calciomercato, il Catanzaro, il Rende, la Vibonese e logicamente anche spazio alla Serie A con le telenovele che stanno tenendo banco sempre di più in quel di Milano, nel cuore pulsante del calciomercato. Anche tanti ospiti che ci faranno compagnia telefonicamente, ma in studio per parlare di questo e tanto altro ancora ci è tornato a trovare l'amico nonché agente FIFA, uno dei più giovani a livello nazionale, Dino Farina. Ciao Dino, ben trovato. Sì, salve. Tanta carne al fuoco, come vi dicevo poc'anzi, nell'ennesimo appuntamento con tempi supplementari estate, un Cosenza che inizia a muoversi sul fronte mercato. Ci eravamo lasciati sui rinnovi di contratto, ormai cosa fatta, è arrivata anche l'ufficialità per quanto concerne sia Ida che Bruccini. Le parti si sono sensibilmente avvicinati anche per quanto riguarda l'estremo difensore Saracco, nonostante gli interessi concreti di Venezia e Catanzaro. Dino, si riparte da un blocco importante, dal blocco che ha fatto tanto bene nella scorsa stagione, nonostante si stanno perdendo comunque dei pezzi importanti, con Dermacu che in giornata ha siglato il suo accordo che lo legherà al Parma, ma non è da escludere un possibile nuovo prestito in Serie B. Non arriveranno a meno di clamorosi colpi di scena né Gennaro Tutino, mentre per Palmiero c'è ancora qualche chance. E questa la strategia giusta da attuare in vista della prossima stagione? Beh, credo che bloccare la squadra che ha permesso una fantastica stagione e prima ancora la promozione storica al Cosenza in Serie B credo sia stata un'ottima scelta da parte del direttore Trinchera, ma soprattutto credo che il calciomercato del Cosenza voti in base alla conferma o no di Palmiero. Naturalmente per norma non possono rinnovare il prestito per il terzo anno. Credo che riscattare Palmiero in questo momento sia l'obiettivo principale del Cosenza, però non è facile anche trovare il budget a disposizione per questa operazione e nemmeno anche confermarlo per il resto della stagione, perché le sirene da squadre più blasonate comunque ci sono. Il Cosenza rivuole Palmiero, questo è un dato di fatto acclarato, come recita anche la nostra grafica sapientemente curata dal nostro capitano, il nostro regista Enzo Leonetti. Il Cosenza vuole Palmiero, ma ahimè la strada, Dino, come giustamente dicevi tu anche poc'anzi, è in salita, sempre in cima alla lista, ma la pista si complica sempre di più, vuoi per l'interesse del Pescara, vuoi anche per tanti interessi soprattutto provenienti dalla Serie A, ma al momento, come abbiamo raccontato anche nel corso delle scorse settimane, da qui mercato, ricordiamolo, il martedì e il mercoledì in diretta dalle 15 la maratona di TEN che prosegue con tempi supplementari tutte le settimane per farvi compagnia sulle notizie di calciomercato e non solo. Una pista complicata, una pista difficile, ma quanto importante, o almeno quanto sarebbe importante riavere Palmiero anche nella prossima stagione? Beh, credo che per il Cosenza sia importantissimo. Parliamo di uno dei giovani giocatori che credo farà più carriera tra i giocatori attualmente in Serie B. Sicuramente arriverà credo in Serie A e avrà le cifre che comunque intorno a lui saranno importanti, quindi riscattare Palmiero anche per soltanto 6 mesi, farlo giocare in Serie B per poi anche rivenderlo a un'altra società a un prezzo maggiore, credo che per il Cosenza innanzitutto sia un affare dal punto di vista tecnico, perché comunque Braglia ha trasformato un giocatore che fino a quel momento era soltanto una promessa. E poi dal punto di vista anche economico, cioè vendere Palmiero a un prezzo maggiore rispetto a quanto lo si è comprato è un affare. Ad inizio settimana la svolta anche per Carlo Semba, lo abbiamo raccontato anche nel corso dei nostri TG, della offerta monstre arrivata dall'Eupen, un quadriennale a cifre importantissime per la Freccia, al momento ex Cosenza. La scelta potrebbe a questo punto ricadere sempre di più verso la soluzione estera. Abbiamo tirato fuori anche un identikit di attaccante che secondo quanto ci risulta piace moltissimo al Cosenza. Trattasi di Fabio Mazzeo, che si libererà a parametro zero dal Foggia, come tanti altri elementi attenzionati sul fronte mercato dalle calabresi e non. Mazzeo potrebbe essere il rinforzo giusto eventualmente per l'attacco, un giocatore d'esperienza, un giocatore che comunque ha dimostrato il suo valore in una categoria sempre molto incerta come quella cadetta. Sì, comunque è un giocatore che nonostante l'età porta esperienza, soprattutto gol importanti, cosa che quest'anno è un po' mancata, sono cose che sono mancate al Cosenza quest'anno. È un giocatore che ha già avuto una piccola parentesi al Cosenza, che già 2 o 3 anni fa interessava prima di
di approdare a Foggia, interessava al Cosenza, quindi credo che sia un vecchio pallino comunque la dirigenza cosentina. Io spero che da cosentino spero che lui possa arrivare qui sulle rive del Crati e sono sicuro che comunque possa dare un importante contributo alla cosa cosentina. Si tratterebbe ovviamente, ricordiamolo, di un ritorno per i pochi ovviamente che non lo sapessero. Come giudica invece la mossa di non puntare su un altro estremo difensore e di confermare in blocco l'intera squadra di portieri che bene comunque si è comportata nel corso della scorsa stagione? Vabbè, credo che comunque Perina sia parte come naturalmente favorito, è perso il titolare ed è un portiere che già in Serie C ha dimostrato di essere pronto per la Serie B, poi ha avuto quell'anno un po' difficile ed era subentrato Saracco che era stato protagonista della promozione in Serie B. Saracco, al di là dell'ultima stagione un po' difficile, comunque ha sempre dimostrato di essere un ottimo sostituto, anche quando è entrato l'ultima partita al posto di Perina. Un infortunio comunque ha dimostrato di dar sicurezza, nonostante le poche partite giocate. Quindi credo che addirittura il terzo portiere sia abbastanza promettente, che è Quintiero, che è praticamente un ottimo portiere che proviene della primavera del Cosenza e che credo farà una grande carriera. Quindi credo che anche il terzo portiere del Cosenza sia promettente, che possa mantenere i livelli di Perina e Saracco. I discorsi spinosi sono indubbiamente sbrogliare le matasse legate alle cessioni. Mi viene in mente ipoteticamente anche lo stesso Perez. Come dovrebbe gestire il Cosenza a tuo avviso queste situazioni? Beh, innanzitutto Perez è un giocatore abbastanza richiesto in Serie C. Ricordo che lo scorso anno avevo contattato anche il Supergrotè Sabatini per portarlo all'estero, ma ci disse che comunque preferiva l'esperienza in Serie B qui a Cosenza. Lui credo che a mercato in C ha fatto comunque 6 mesi buoni lì in prestito e secondo me una cifra intorno ai 150.000 euro può essere giusta per il suo trasferimento. Sono 150.000 euro che comunque Cosenza può guadagnare e reinvestire subito sul mercato. Domanda a bruciapelo, punteresti ancora su Litteri? Sì, Litteri comunque ha fatto delle stagioni abbastanza importanti in Serie B. Prima dell'ultima stagione veniva 2 stagioni consecutive in doppia cifra. Purtroppo ha avuto un infortunio abbastanza importante ed è arrivato ancora con i postumi di un infortunio seguiti anche da una ricaduta ed è un esordio con rigore sbagliato. Credo che ora lui debba resettare e concentrarsi sulla nuova stagione. Il Cosenza deve puntare su di lui, ma non come prima punta. L'ultimissima, prima di cambiare argomento e di passare anche ai pitagorici che stanno imperversando sul mercato, raccontavamo prima della questione relativa a Kastrot Dermaku. Il Cosenza fa bene ad inseguirlo, nonostante anche lui pubblicamente ha speso parole non proprio d'elogio per il Cosenza, dicendo di volere un'altra esperienza. Vedremo come e cosa deciderà il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, in totale sinergia con il tecnico Roberto D'Aversa. Il prestito a Cosenza sarebbe la soluzione? Da agente consiglieresti tu a Dermaku di tornare a Cosenza oppure vireresti magari per un'altra esperienza, chissà, all'estero? Credo che comunque se lui voglia fare una carriera importante in Serie A deve puntare comunque a consolidarsi in Serie B, perché una stagione come quella cosentina non basta. A Cosenza credo che comunque lui possa rientrare ed essere già da ora titolare. Ho i miei dubbi innanzitutto a Parma, non credo che lui sia tra i giocatori favoriti per poter giocare, anche in altre piazze più blasonate rispetto a quelle del Cosenza, non sono sicuro che lui lì sarà titolare. Il Crotone invece è impegnato parallelamente tra uscite ed entrate. Firenze molto vicino al trasferimento alla Salernitana di Giampiero Ventura, sondaggio della Cremonese oltre ad Ascoli e Virtus Entella su Andrea Barberis, la richiesta di informazioni del Brescia intorno a Benali e la cessione al Partizan Tirana di Aristoteles Romero, accordo raggiunto per la cessione del calciatore che veniva paragonato addirittura a Vidal da chi lo conosceva. Forse soltanto per l'estetica. Esattamente, sono d'accordo con te, ma il Crotone è impegnato parallelamente tra queste questioni per rinforzare la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa. È arrivata la definitiva fumata bianca per l'arrivo del classe 2000 Bellodi, che rinnovato con il Milan fino al 2023 per poi essere girato al Crotone, che lo acquisirà in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Milan. Tutto questo dopo la grande stagione dello scorso anno all'Olbia in Serie C. Il Crotone, a cui piace moltissimo anche il profilo di Han per l'attacco, ma si stanno sondando diverse piste, ipotesi anche estere sulla falsariga dell'arrivo di Rutten. È un Crotone che con Giovanni Stroppa può candidarsi per un ruolo importante
per la prossima stagione. Intanto vediamo la grafica per un altro nome che il Crotone, da quanto ci risulta, avrebbe chiesto. Lo abbiamo lanciato ieri in sinergia tra tuttob.com e Calciomercato Report. Il Crotone ci prova per Svanberg, la Svezia nel destino, un nuovo svedese possibile dopo Rodien, anche se il calciatore classe 99 ancora nicchia questa ipotesi. Beh, innanzitutto il Crotone di Stroppa sì, potrà fare una stagione da protagonista, perché comunque, a parte le difficoltà dell'ultima stagione, ma comunque secondo me il Crotone parte per andare quantomeno ai play-off, per poi sicuramente l'obiettivo principale è quello di risalire. Riguardo Svanberg, è un giocatore di grande qualità, ha fatto bene le poche partite giocate a Bologna, credo che se fossi lui o la sua gente non andrei a Crotone, però se lui lì dovesse trovarsi male con Mihajlovic o con una rosa che andrà a rinforzarsi come quella del Bologna, credo che in B sia un lusso per una squadra come il Crotone. Credo che comunque lui possa giocare ed essere stratitolare ed essere tra i migliori giocatori della categoria. Sarebbe un colpo importante. Il Crotone, che aveva sondato, anche da quanto si leggeva su diversi quotidiani, i profili di Deli per il rapporto forte logicamente che c'era con Giovanni Stroppa, ma Deli è sempre stato vicino ad altre piazze piuttosto che al Crotone, trattative addirittura d'arrivo per il suo sbarco alla corte di Massimo Rastelli e alla Cremonese, mentre per quanto riguarda Gerbo più vicino al Frosinone, anche se era stato richiesto sia dai pitagorici ma anche dal Benevento di Pippo Inzaghi. Andiamo a vedere però un pallino storico del direttore Ursino, richiesto dal Frosinone, idea del Crotone di mercato, le caratteristiche tecniche di Cesar Faglietti. Cesar Faglietti è uno di quei calciatori che fa sognare i tifosi dalle grandi caratteristiche tecniche, è uno di quei giocatori, Dino, che indubbiamente, qualora dovesse arrivare a Crotone, farebbe fare il salto di qualità indipendentemente dal ruolo. Sì, è un giocatore dalle immense doti tecniche. Credo che lui abbia avuto sfortuna anche nella sua esperienza in Serie A, ma la Ternana ha fatto veramente bene. Credo che tutti lì a Terni se lo ricordino e ha lasciato un ricordo indelebile. Credo che il Crotone, come hai detto tu, al di là del ruolo in cui lui andrà a giocare, se trequartista, la seconda punta o addirittura punta, credo che lui sarà tra i giocatori che possono trascinare una squadra come quella del Crotone. Dal nostro punto di vista personale ci auguriamo che possa arrivare a Crotone, senza dubbio per le innate doti tecniche che madre natura gli ha dato, ma soprattutto per la grande fame che ha dopo qualche battuta d'arresto e soprattutto per avventure sfortunate in massima serie. Il Crotone che ha detto addio definitivamente a Ante Budimir, riscattato con il Mallorca, dal Mallorca, un asse rinsaldato, quello col Mallorca, che secondo te potrebbe portare anche altre operazioni di calciomercato? Sì, comunque il Mallorca è una squadra che ha dei giocatori che possono essere utili alla causa del Crotone, come anche il Mallorca potrebbe prendere altri giocatori al Crotone. Non dimentichiamoci che comunque il Crotone è una squadra di qualità, che è tra i migliori roster della Serie B, comunque ex giocatori hanno fatto Serie A. Non credo che soltanto il rapporto con il Mallorca sia decisivo alla causa dei pitagorici, ma più che altro credo che il Crotone debba comunque costruire una squadra con giocatori che hanno fatto la Serie A o prime divisioni anche estere, quindi credo che il Crotone più riesce a investire sul mercato anche estero e più possibilità avrà di risalire in Serie A. Il Crotone ha già scommesso a gennaio con l'arrivo di Messias, la triade che ha fatto benissimo a Gozzano lo scorso anno. A tuo avviso verrà girato in Serie C oppure è un calciatore già pronto per la Serie B, Messias? Io credo che lui debba fare comunque un'altra stagione in Serie C per poi cercare di affermarsi in Serie B. È uno di quei calciatori che il Crotone da anni pesca in Serie C, ci ha visto lungo. Messias già da gennaio era attenzionato da diverse formazioni, da diversi club.
Raccontavamo prima anche delle possibili uscite, no? Andrea Barberis, richiesto da 3 formazioni di Serie B, il Crotone che avrebbe richiesto, secondo le indiscrezioni, anche Palmiero, ma in realtà da quanto ci risulta sarebbe un interesse piuttosto tiepido, quello dei pitagorici da sempre per Palmiero. Abbiamo comunque ampiamente discusso della volontà di Palmiero di sposare un progetto che possa metterlo al centro, anche il Crotone lo avrebbe messo al centro, ma si va verso un'altra strada. Può fare a meno oggi il Crotone di Barberis, secondo te, Dino? Se non ha un'alternativa di valore come appunto può essere Palmiero, credo che attualmente Barberis debba essere bloccato dalla formazione rossoblù. Tra l'altro Barberis fresco di rinnovo fino al 2021, sì, ma non aveva rinnovato Rodine, che attende comunque buone nuove dal suo futuro, è uno di quei calciatori che in Serie B ha dimostrato di essere davvero un lusso, indipendentemente dal Crotone. Sì, ha fatto bene anche nelle 2 stagioni in Serie A, quindi credo che comunque sia un giocatore di qualità e che a Crotone ha sempre fatto bene. Non vedo come al momento il Crotone possa privarsene, al di là del rinnovo che comunque fa aumentare il periodo protetto del contratto, quindi anche un maggiore potere economico quando si andrà a parlare di un suo possibile trasferimento. Però al momento vedo che Barberis dal punto di vista tecnico-tattico sia insostituibile a Crotone. Ha destato molta curiosità in tema di Serie B l'arrivo di Giampiero Ventura a Salerno. Giampiero Ventura che ha richiesto anche un suo vecchio pallino, pensa Alessio Cerci, sì. Obiettivo concreto da quanto ci risulta della Salernitana. È un allenatore che forse in Serie B potrebbe davvero rilanciarsi, è arrivato a più di 70 anni, ha la grande occasione per potersi nuovamente proiettare nel grande calcio e di scrollarsi di dosso l'etichetta di perdente che sinceramente non penso possa scrollarsi così facilmente dopo quanto ha combinato, facendo uscire di fatto le responsabilità non sono solo sue, ma uno dei grandi artefici del disastro Italia è stato certamente Giampiero Ventura. Beh, lui ha accettato la nazionale per rilanciare la sua carriera, ma è stato un boomerang alla fine, gli si è ritorta contro questa situazione. Quindi credo che rilanciarsi a Salerno è possibile, però anche la Salernitana non è una squadra che permette comunque una rapida risalita. Suppongo che comunque se Ventura ha accettato questa opportunità sicuramente vorrà Cerci, ho sentito anche parlare di Embalo, anche se lo vedo un po' difficile, Meggiorini anche un altro dei giocatori che può interessare. Comunque lui Ventura ha sempre fatto ottime stagioni in Serie B e si spera che lui quantomeno riesca a fare una stagione dignitosa, perché l'ultima esperienza al Chievo Verona e prima ancora la clamorosa eliminazione con la nazionale, che è addirittura più forte di quella di Conte che arrivò ai quarti agli europei, credo che lui debba comunque in qualche modo dimenticare queste esperienze per poi rilanciarsi qui a Salerno. Parentesi totalmente da archiviare, Ventura secondo me in Serie B può incidere, ha dimostrato di saper fare calcio, arriva con una fame, arriva la scelta di Ventura a Salerno, secondo me ha anche una logica per dare nuovi stimoli ad una piazza, ahimè, per forza di cose, dopo la stagione pessima, quella passata, sfiorando una retrocessione che avrebbe avuto certamente del clamoroso per il blasone della società, ma per la qualità a disposizione dei vari tecnici che si sono susseguiti sulla panchina dei campani. Forse adesso è realmente la scelta giusta quella di affidarsi a Giampiero Ventura. Una Serie B che però si sta muovendo in tema di calciomercato, tante trattative addirittura d'arrivo, il Cittadella che pensa a Domenico Danti, ma non solo, il Pordenone che sta chiudendo un tris di colpi, niente male, Di Gregorio per la porta, Camporese per la difesa, sempre in uscita dal Foggia, e Strizzolo dalla Cremonese, la Cremonese che ha obiettivi importanti per l'attacco. Chi lascia invece, ci arriveremo tra pochissimo, accettando una super offerta, 3 anni a 300.000 euro netti a stagione, Antenucci che è diventato un nuovo calciatore del Bari, ma una neopromossa come il Pordenone che si presenta così con Camporese, Di Gregorio e Strizzolo, calciatori importanti per questa categoria. Meglio di così sinceramente non si poteva presentare la formazione friulana. Sì, è un buon inizio, anche un segnale che la proprietà vuole rimanere in Serie B o quantomeno fare una stagione da protagonista. Sicuramente abbiamo visto tante squadre che appena arrivate in Serie B non sono riuscite ad attrezzarsi in maniera adeguata. Ultimo esempio che viene in mente è quello del Padova. Dopodiché loro sono scesi e hanno avuto anche difficoltà
anche a rifare la squadra per la Serie C. Credo che comunque il Pordenone è un progetto serio, al di là di dove poi giocheranno, perché ci sta dinamica nello stadio e tutto, ma già un acquisto come quello di Camporese ci fa capire che loro sono intenzionati a rimanere in Serie B e a farlo da protagonisti. La Juve sta addirittura l'arrivo di Lia dalla Cavese, l'Empoli ha preso sia Piscopo, si è avvicinato moltissimo, l'abbiamo raccontato ieri, alla Rivi, piace moltissimo Coda per l'attacco di Christian Bucchi, ed in arrivo Pirrello dal Palermo, un po' il sacco di Palermo, sfruttando anche la situazione nebulosa intorno allo stadio Renzo Barbera di Palermo. È un Empoli che sarà la vera corazzata del prossimo campionato di Serie B, forte anche delle cessioni a cifre importanti di Krunic, si avvicina anche quella di Benasser, quella di Caputo per 7 milioni e mezzo, un budget senza dubbio diverso, migliore rispetto anche allo stesso Benevento, che per forza di cose deve partire col freno a mano tirato. Ma l'Empoli innanzitutto gode di un paracadute abbastanza sostanzioso, che è quello che guadagna scendendo alla Serie A. Dopodiché comunque l'Empoli parte, visto anche il modo in cui è retrocessa, come favorita assoluta di questo campionato di Serie B, sarebbe clamoroso non vederla risalire subito. Dovremmo avere al telefono in collegamento con noi il padrone di casa dei tempi supplementari, Paolo Amedeo. Ciao Paolo, buonasera, ben trovato. Ciao Attilio, buonasera a te, buonasera a tutti gli ospiti di tempi supplementari, ti stai prendendo gusto? Sì, sentiamo forte e chiaro. Con te però vorrei avere una chiave di lettura sulle strategie del Cosenza. Il Cosenza che in questo momento è impegnato parallelamente sui rinnovi di contratto, il Cosenza a cui piace Mazzeo per l'attacco. Secondo te sono le mosse giuste per puntare ad una stagione, quella prossima, che si prospetta comunque difficile ma allo stesso tempo maggiormente stimolante? Ma assolutamente sì, anche se magari lo stallo che in questo momento diciamo, c'è a Cosenza è dettato anche forse da una strategia. Ormai il DS Trinchiera ci ha abituato, no? A lavorare sotto traccia, a lavorare in silenzio, a lavorare con grande capacità di saper centrare gli obiettivi giusti al momento giusto. Il mercato tu lo conosci molto meglio di chiunque altro. È un mercato che chiude il 2 settembre, è lungo, quello che oggi appare irraggiungibile sotto il profilo delle scelte, anche e soprattutto economiche, a ridosso della chiusura invece sono alla portata, quindi credo che il DS stia lavorando in questo senso, abbia già gli obiettivi di prima fascia e anche le alternative eventuali. E c'è solo da aspettare, ma fiduciosi, perché Trinchiera sa il fatto suo, Trinchiera sa lavorare. Dal tuo punto di vista, Paolo, quanto è importante ripartire da Piero Braia, avere Piero Braia nuovamente in panchina? Sì, assolutamente sì, Piero Braia è la garanzia tecnica e la garanzia di continuità al progetto dato dal presidente Guarascio. Sono convinto che il Cosenza riuscirà, indipendentemente da quello che sarà il futuro a centrocampo, no? È quello che insomma i tifosi del Cosenza si aspettano, l'eventuale riconferma di Palmiero, che dai quali piedi passerebbero sicuramente le grandi ambizioni del Cosenza, ma al di là di Palmiero io credo che il Cosenza abbia creato quelle condizioni di ambientamento al campionato lo scorso anno e che quest'anno possa sicuramente togliersi grosse soddisfazioni. Il Crotone invece ha le idee molto chiare, si ritorna all'antico, è arrivato il classe 2000 Bellodi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan, ma non è l'unica operazione che stanno chiudendo i pitagorici. Si va verso la direzione giusta? Assolutamente sì, lo abbiamo detto più volte, il progetto del Crotone è quello di puntare sui giovani di grandi prospettive, di qualità, i rapporti che nuovamente la società pitagorica ha stretto fortemente con i grossi club va in questa direzione. Si tratta solo di scegliere i ragazzi giusti, i ragazzi di grande prospettiva da aggiungere a quelle di conferme che il Cosenza, tra l'altro, che il Crotone ha già effettuato, quindi con uno zoccolo duro importante, con un mix di giovani di grandi prospettive, di grande qualità, il Crotone può sicuramente recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B.
Allargando un po' il cerchio, è un po' presto per fare dei bilanci, ma l'Empoli si sta muovendo in una determinata maniera, così come il Benevento. Si intravedono già le prime mosse, i primi protagonisti della prossima Serie B. Sono queste le squadre da temere per il prossimo campionato, Empoli o Benevento, o ti aspetti magari una mina vagante come spesso accade in cadetteria? Beh, il Cittadella è testimone sicuramente di come si possa lavorare con grande qualità, creando il risultato sportivo, ma anche grandi plusvalenze. Marchetti in questi anni ha davvero realizzato dei miracoli al Cittadella. Non mi meraviglierei se fosse appunto la formazione veneta ancora una volta la mina vagante di questo campionato. Certo è che Benevento con Pippo Inzaghi e l'Empoli, che ovviamente con la grande esperienza del presidente Corsi, sono obiettivamente sulla carta in questo momento le squadre da battere in Serie B. Poi c'è tanta bagarre e perché no, noi ovviamente ci auguriamo che sia il Cosenza magari la sorpresa di questo campionato. In maniera telegrafica, Paolo, prima di salutarti e di lasciarti i tuoi impegni e di fermarci per la pubblicità, protagonista di un grande progetto ambizioso del presidente Regina, del presidente Gallo per la Regina, la nascita di una web TV dedicata totalmente ai tifosi della Regina che potranno seguire i colori amaranto anche da lontano. Ne farai parte, sarai uno dei grandi protagonisti, come abbiamo letto anche dalle colonne della Gazzetta del Sud. È tutto pronto, insomma? Beh, sì, la Gazzetta del Sud non sbaglia mai, devo essere sincero, sono molto contento che il Presidente Gallo mi abbia scelto insieme agli altri per questo grande progetto, un progetto che abbraccia sicuramente una piazza di grande blasone, di grande capacità di saper far calcio, ma soprattutto attaccata morbosamente alla propria squadra. Quindi insomma questo nuovo progetto che mi vedrà protagonista sicuramente insieme ovviamente a tutte quelle altre situazioni che già abbiamo, no? Sul nazionale, con l'impegno del lunedì che rimane fermo, con Teleeuropa Network si aggiunge quest'altra novità, una novità che sinceramente mi soddisfa, perché è un'esperienza di campo, un'esperienza con una società professionistica e non si smette mai di crescere, non si smette mai di imparare e di migliorare. Un grande in bocca al lupo per questa avventura, ci ritroveremo giovedì sempre da Teleeuropa Network. Ciao Paolo e grazie per aver accettato ancora il nostro invito. Ciao a te Attilio e buon proseguimento. Noi ci fermiamo per la pubblicità, a tra pochissimo, sempre con le ultimissime di calciomercato e ancora con tante sorprese. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ancora con tempi supplementari estate per analizzare quello che è successo in tutta la settimana di calciomercato dagli studi di Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre in Calabria e in Sicilia orientale. Prima di concentrarci sul calciomercato di Serie C, analizzando le situazioni retroscena di tutte le squadre calabresi, ci gustiamo le immagini dedicate ad una delle grandi bandiere, delle ultime bandiere del calcio italiano e uomo mercato in vista delle prossime settimane. Daniele De Rossi, vediamo. Di nuovo io un pronostico. Dove va Capitan Futuro? Lui ha annunciato inizialmente di rimanere in Italia, io dubito di questa sua scelta. Secondo me non escluderei un ritiro da parte di Daniele De Rossi. Questo tira e molla con la Fiorentina, vado, Sì. non vado, il grande rapporto Troppo con Pradè, indeciso. con Montella, effettivamente c'è qualcosa che non quadra. No, secondo me è troppo indeciso, anche perché sceglie tra Ferrero e Di Francesco alla Samp,
anche se su Ferrero ancora ci sono dei dubbi se rimanga lì. Trattativa molto vicina alla definizione per il passaggio alla cordata rappresentata da Vialli. Infatti sì, tra Pradè e Montella lì alla Fiorentina, credo che lui, non potendo nemmeno andare in club più blasonati per rispetto anche della Roma, credo che decida o di fare un'esperienza all'estero oppure di ritirarsi dal calcio e dedicarsi a carriera dirigenziale. Il Catanzaro, invece, spostandoci su un fronte nettamente diverso, è scatenato sul fronte mercato. Dudu Magni, Calì in arrivo entrambi dall'Atalanta, e potrebbe non essere l'unica operazione. Abbiamo titolato, grazie alla nostra grafica, un asse atalantino per il Catanzaro, con il rapporto tra le Aquile e l'Atalanta sempre più solido, da Calì a Dudu. Però non è finita qui, Dino. L'Atalanta, serbatoio di talenti infinito, e il Catanzaro, da società intelligente qual è, attinge da questo rapporto che sicuramente potrà essere una risorsa per entrambi. Meglio la squadra che è arrivata in finale del campionato primavera, l'Atalanta, che ha talenti come Kulusevski o Diallo Traoré. Quelli sono giocatori che secondo me già ora possono fare una buona Serie B, ma che in Serie C naturalmente fanno la differenza. Sono un 2001 e 2002, se fossi nel Catanzaro andrei subito lì a richiedere il loro prestito. Il presidente del Catanzaro è al lavoro in sinergia totale con Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo, e Gaetano Teri, il tecnico, ma i tifosi attendono il famigerato centravanti, che probabilmente mai come nelle ultime 2 o 3 stagioni al Catanzaro è mancato, per un mix di sfortuna, per un mix anche di scelte sbagliate. Anche lo stesso Bianchimano da gennaio in poi, che in un primo momento ha reso, ma i problemi fisici lo hanno tallonato e non lo hanno fatto rendere per come ci si aspettava. Si sta scandagliando anche qui il mercato nazionale sotto tanti profili, da Evacuo fino a Eusepi, fino a tanti altri ancora. Hai un nome, a tuo avviso, di un centravanti pronto a prendersi e sobbarcarsi sulle spalle la responsabilità di trascinare il Catanzaro verso l'alto? Beh, considerando che il Catanzaro non viene comunque da una stagione positiva, perché gli obiettivi erano ben altri, io punterei su un giocatore che ha voglia di riscatto. E facendo uno sgarbo anche ai loro rivali, andrei a prendere Maniero, che è un giocatore che ha fatto male a Cosenza e che a Catanzaro può riscattarsi, anche perché credo che ora abbia risolto le sue noie fisiche e possa comunque in Serie C, al di là comunque di uno scoglio che è il suo ingaggio, che è abbastanza oneroso per una Serie C, possa riscattarsi in una piazza come quella di Catanzaro, che ha comunque le stesse delle motivazioni simili a quelle di Riccardo Maniero. Mentre al Catanzaro piace Colombi per la porta, Gatti è un nome caldo sempre dall'Atalanta per la difesa, mix giusto tra gente di categoria e gente giovane affamata. Questo sembrano le linee guida del mercato del Catanzaro da seguire da qui fino alla chiusura del calciomercato. Sì, è un'ottima scelta e soprattutto una scelta abbastanza ponderata da parte della società giallorossa, perché è con un giusto mix di giocatori di categoria, anche superiore, e di giovani promettenti, che la maggior parte delle squadre nelle ultime stagioni è riuscita a salire. Non troveremo mai una società con solo giocatori esperti o con soltanto giovani che vada in Serie B, cioè dalla Serie C. Un gioiellino invece nel mirino del Rende, il pressing che va avanti, continua, potrebbe portare a delle conclusioni positive da un momento all'altro a stretto giro di posta. Un gioiellino del mirino, il Rende insiste per Borrelli sul giovane bomber da un po' di anni a questa parte, 1/2, le attenzioni della Juventus. Anche qui le linee guida del mercato del Rende sembrano chiare, gioventù al potere, Borrelli sarebbe forse la ciliegina sulla torta, in una torta che però sta prendendo sempre di più forma, ma sarebbe senza dubbio uno di quei profili in grado di poter sbocciare da un momento all'altro. Io Borrelli l'ho visto giocare l'ultima volta qui a Cosenza, in un 5-0 contro la Cosenza Primavera, dove lui ha fatto doppietta ed è un giocatore molto simile a Pavoletti come caratteristiche tecniche, abbastanza alto, un centravanti che predilige molto il colpo di testa e che è un fulcro di gioco anche per i compagni, perché con le sponde riesce a servire le ali in un perfetto 4-3-3, che credo che sia il modo che voglia adottare Andreoli. Io credo che lui diventerà un grande giocatore, ha già fatto qualche minuto col Pescara e qualche convocazione anche, e molte convocazioni col Pescara, quindi credo che lui
viste anche gli ottimi rapporti che hanno le due dirigenze, sia un'ottima idea per il Rende, che comunque punterà molto su dei giovani che in prospettiva, magari anche non solo con i prestiti, magari anche a parametro zero, con qualche acquisto un po' più oneroso, per cercare comunque di valorizzare questi giocatori, perché gli obiettivi del Rende quest'anno sono altri, ed è quello di valorizzare la rosa che hanno, anche e soprattutto il loro settore giovanile che, non dimentichiamocelo, ha ottenuto negli scorsi anni dei grandi risultati. Proseguiamo questo ping pong tra Serie A, Serie B e Serie C, adesso riandiamo alla scoperta di Freddy Guarin. Sta facendo di tutto pur di tornare in Italia. Freddy Guarin si è proposto all'Inter, l'Inter che ha altre priorità, contatti avviati con l'Atalanta di Giampiero Gasperini per la prossima Champions League. Ci punteresti se fossi un direttore sportivo italiano, Dino? Ma non dei livelli di Atalanta e Inter, secondo me, non per la Champions, ma per una squadra di metà classifica, tipo ottavo, nono posto. Sì, naturalmente lo farei. Credo che sia più un acquisto paragonabile a quello di Boateng da parte del Sassuolo, ma che noi ci aspettiamo che Guarin arrivi ora e faccia differenza, questo proprio no. La raffica con le notizie di Casa Calabria va avanti. Vibonese, il futuro è adesso. La Vibonese si rilancia, pronte le strategie future, nonostante la Vibonese possa sembrare ferma al palo, in realtà la festa può continuare, la Vibonese è viva, con il rapporto del presidente Caffo e il direttore generale Danilo Beccaria pronto a sfociare in una conclusione positiva. Si riparte però, Dino, da una base molto molto forte e da una stagione, quella precedente, che sicuramente è stata al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Sì, la Vibonese, io conosco molti dirigenti lì ed è una società abbastanza sana, di forti valori. Sono sicuro che riusciranno a fare una squadra che possa nuovamente raggiungere obiettivi anche più alti rispetto a quelli dello scorso anno, e mi auguro che riescano subito a scegliere le giuste persone da cui ripartire. Davide Bianchi, invece centrocampista svincolato in arrivo per la Regina. Strambelli potrebbe uscire, si insegue sempre Bergamelli, è arrivato Enrico Guarna, biennale in arrivo per Cristini, poi le attenzioni si concentreranno sulla caccia al centravanti. Piace Vacuo, piace molto Mazzeo, anche se c'è tanta concorrenza. È una Regina, Dino, che non punta più, come abbiamo analizzato anche nel corso della settimana, sui nomi, come potevano essere Baclé, come poteva essere Bellomo, ma punta su gente di categoria e si percepisce lontano un miglio che c'è il marchio impresso del nuovo allenatore Mimmo Toscano. Sì, diciamo che lo scorso anno la Regina ha puntato più a riempire lo stadio, diciamo, con nomi come Bellomo e Baclé. Soprattutto Baclé aveva comunque una fama abbastanza importante, che comunque ha riacceso un po' di passione nei tifosi reggini. Purtroppo le prestazioni di Baclé non sono state quelle che ci si aspettava da lui, e quindi ora la Regina deve pensare a dei giocatori più funzionali al sistema di gioco di Toscano, piuttosto che dei nomi altisonanti, come spesso è accaduto nelle ultime settimane della scorsa gestione. Mentre credi che un attaccante di categoria possa rubare la scena a Baclé, destinato inevitabilmente a partire? Beh, credo che un giocatore come Evacuo, Mazzeo, sia sicuramente più pronto rispetto a Baclé. Non scordiamoci che Baclé, quando ha trascinato il Cosenza in Serie B, partiva comunque alla panchina. L'errore della Regina è stato quello di credere che Baclé in Serie C potesse giocare tutti i 90 minuti con una certa qualità.
Passiamo al mercato di Serie A. Oggi è stato il giorno del ritorno di Gigi Buffon in bianconero, una Juventus scatenata, incontro tra Wandanara e Paratici per un obiettivo acclarato per l'attacco, la prima scelta di Maurizio Sarri per distacco Mauro Icardi in attesa dell'ufficialità per De Ligt. Tutto questo dopo gli arrivi a parametro zero di Ramsey e Rabiot per il centrocampo. È una Juventus, Dino, sempre più formato Champions League. Comunque ho letto spesso, ultimamente ho letto delle critiche riguardo il ritorno di Buffon, ma credo che sia un lusso per una squadra di Champions avere Gianluigi Buffon come secondo portiere. Inoltre giocatori come Icardi e De Ligt saranno sicuramente utili alla causa sarriana che si unisce con quella juventina. La mia curiosità è vedere come il mondo Sarri si unirà al mondo Juventus. Proviamo ad entrare un po' nella tattica, nei meandri delle scelte possibili di Maurizio Sarri. Ti aspetti sinceramente una Juve con il 4-3-3, con Ronaldo, magari Icardi e Douglas Costa, oppure una Juve con rombo al centrocampo, con Ramsey che potrebbe agire in quella posizione, o magari, perché no, Dybala ad innescare due effettivamente attaccanti di un certo peso come Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi? Al momento credo che, anche come dichiarato in conferenza stampa da Maurizio Sarri, credo che l'idea sia quella di partire un 4-3-3 con Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Certo è che se dovesse arrivare Icardi lì dove potrebbero cambiare le cose, però il DM è sempre lo stesso, che ha un po' che è stato oggetto di critica maggiore nella gestione di Allegri. Dybala dovrebbe giocare dietro le due punte e Dybala quest'anno da trequartista non ha reso come si ci aspettava. Con l'arrivo eventuale di Icardi, da quanto ci risulta, la distanza tra domanda e offerta tra Juventus e Inter sarebbe ancora abissale, però la Juventus continua a lavorare sui fianchi per cercare di ottenere a stretto giro di posta Mauro Icardi, che dovrebbe essere convocato per il ritiro. Inizialmente non era prevista una convocazione di Mauro Icardi né di Raja Nainggolan, ma entrambi potrebbero partire al seguito della truppa guidata da Antonio Conte. Però qualcuno deve uscire lì davanti. Le quotazioni di Mandžukić stanno tornando a crescere, chi è destinato a uscire inevitabilmente nonostante stia puntando i piedi per terra è Gonzalo Higuaín. Desiderio della Roma di Gianluca Petrachi, tutto può cambiare poi da metà luglio in poi. Se tu fossi in Higuaín punteresti i piedi per rimanere alla Juventus e per cercare di dimostrare a Maurizio Sarri, che probabilmente lo conosce meglio di chiunque altro, oppure accetteresti di buon grado una soluzione di rango un attimino inferiore per poterti rilanciare? Credo che chiunque giocatore in attività al momento voglia andare alla Juventus, seppur anche per giocare 2 o 3 partite all'anno. Credo che Higuaín in questo momento voglia cercare di arricchire la propria bacheca a livello internazionale, che è piuttosto vuota, escludendo naturalmente l'ultima Europa League vinta col Chelsea, ma non da protagonista. Quindi ora io credo che Higuaín voglia rimanere, la società gli ha fatto ben capire che purtroppo i piani sono diversi, anche il fratello agente è consapevole che per Higuaín è tutto oramai bloccato lì a Torino. Senza dubbio, mentre credi che poi alla fine l'Inter possa prenderlo questo Lukaku? Io credo che ci siano buone possibilità di vedere Romelu Lukaku l'anno prossimo vestire la maglia nerazzurra, anche perché ci sono stati tanti incontri fra la gente che lo rappresenta qui in Italia, che è Federico Pastorello, fra la dirigenza e la dirigenza interista. Credo che comunque sia lui il primo obiettivo, la nuova Inter di Antonio Conte. Mentre Sensi può essere un colpo propedeutico ai piani di Antonio Conte, secondo te? Sì, Sensi è un giocatore utile per la squadra per la nuova squadra, cioè per l'Inter di Antonio Conte, però non è un giocatore che sin da subito sarà titolare, piuttosto sarà un giocatore che in diversi momenti del campionato sarà utile per far riflettere giocatori come Brozovic, o come dovrebbe essere, aspettando che si trovi l'accordo fra i due club, giocatori come Barella. Le ultime di giornata con le breaking news preparate dalla nostra redazione in sinergia con www.calciomercatoreport.it. Roma e Napoli apprezzano particolarmente il profilo di Pulgar del Bologna, valutato soprattutto anche per la bassa clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Abbiamo raccontato dei retroscena intorno a Mauro Icardi, il Milan che è piombato quasi a sorpresa
su Benasser, e poi Veretù che prende ancora tempo. Nessuno fin qui ha accontentato la Fiorentina con un'offerta economica tale da poter rinunciare a Veretù. La Fiorentina chiede sempre 25 milioni di euro, ma chi si è spinto oltre in termini di ingaggio per assicurarsi l'ex centrocampista dell'Aston Villa e la Roma. Due intrighi, Barella da una parte, Veretù dall'altra. Secondo te come finiranno? Barella credo che sia anche lui impuntato per andare all'Inter, ha rifiutato un'offerta più alta della Roma dal punto di vista dell'ingaggio, lui vuole andare lì e giocare la Champions League, mentre per Veretù è abbastanza complicata la questione. Credo che alla fine chi riuscirà a soddisfare di più, sia club che giocatore, riuscirà a ottenere le prestazioni di Giorgio Veretù. Barella vale 50 milioni di euro per te? Al momento sì, è uno dei pochi giocatori che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, è un ottimo giocatore che riesce sia a impostare la palla sia a recuperarla. In entrambe le qualità eccelle ed è difficile trovare al giorno d'oggi, in questo calciomercato che ormai è impazzito con i prezzi, è difficile trovare un giocatore con un prezzo minore. Però in casa Roma una delle questioni spinose chiama in causa Edin Dzeko. Rispolveriamo un po' la memoria con i suoi migliori gol. Edin Dzeko, questione bloccata con l'Inter, i rapporti tra Inter e Roma sono sempre più freddi. È un giocatore a cui si può rinunciare per la Roma, Edin Dzeko? Al momento no, però se l'intenzione del bosniaco è quella di trasferirsi, credo che la Roma possa fare ben poco per trattenerlo lì. Tutto bloccato in attesa di buone nuove, con l'Inter che si sta concentrando sempre di più su Romelu Lukaku, le strategie delle calabresi in attesa poi che il mercato possa incendiarsi definitivamente. Da chi ti aspetti il vero colpo, Dino? Quel colpo che magari attualmente non viene paventato e che poi ci possa regalare improvvisamente una fiammata in termini di calciomercato. Io credo che il Napoli, dopo l'acquisto di Manolas, la trattativa per Aves, credo che abbia ancora un asso nella manica da estrarre. Lozano? Sì, ma non solo, credo che comunque ci siano. Non credo che il Napoli lasci andare così facilmente Icardi alla Juventus, credo che un'offerta la farà sicuramente. Quello è acclarato, dal mio punto di vista però Icardi oggi ha solo una squadra in testa, anche per dare sempre filo da torcere all'Inter, un po' un botte e risposta da una parte all'altra. Anche oggi Wanda Nara dal suo profilo Instagram ha pubblicato una stories che grazie a lei, grazie al suo operato, il marito sarebbe uno dei calciatori più pagati in Serie A. Da collega non è mai bello giudicarsi l'uno con l'altro, però dal mio punto di vista anche in questo caso, considerazione opinabilissima, Wanda Nara non ha proprio fatto gli interessi in tutto e per tutto del marito e assistito Mauricardi. Diciamo che oltre a questo non credo che sia definire una collega, visto che lei non è registrata in nessun albo. Attenzione, attenzione, polemiche in corso. Polemiche no, vabbè, in corso. più che altro lei si appoggia sull'avvocato Nicoletti che fa veramente gli interessi a livello ufficiale del giocatore. Piuttosto lei comunque ha una direttiva, è come se rappresentasse in maniera indiretta suo marito, ma ciò che lei ha provocato più da Vox che da agente è ciò che probabilmente ha rovinato l'atmosfera lì nello spogliatoio. Quindi io credo che se fossi in Mauricardi mi allontanerei dai suoi consigli a livello sportivo, però credo che se lui è contento così sarà contento lui, immagino. Però credo che non è Icardi è uno dei giocatori più pagati della Serie A soltanto per le sue caratteristiche tecniche e per ciò che ha fatto in questi ultimi anni all'Inter. Ti chiedo un'ultima considerazione sul Bari. Il colpo Antenucci è solo uno
dei prossimi che regalerà Aurelio De Laurentiis alla Piazza Barese, ma così però non si può competere a mani basse. 300.000 euro per 3 anni non è l'unico. Credo che il De Laurentiis abbia piani ben maggiori per il Bari, quindi credo che questa annata di Serie C sia soltanto un passaggio per loro. Cioè, credo che il Bari punti già a risalire in Serie B e i colpi come Antenucci saranno praticamente pane quotidiano per questo calciomercato. Grazie a Dino Farina per essere stato in nostra compagnia a Tempi Supplementari Estate. Ciao Dino, alla prossima. Grazie a voi per avermi ospitato. Siamo in chiusura, grazie a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto e così numerosi per la maratona di calciomercato su Teleuropa Network, martedì e mercoledì dalle 15, il giovedì alle 21. Un ringraziamento e una buonanotte anche da parte mia. Ci rivediamo martedì sempre all'insegna del calciomercato e sempre su Teleuropa Network. Ciao! Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare quando il sole sale sento la voce urlare. Il cambiamento sotto una luna nuova, da una finestra suona la musica che fa. Diremo pure ad Eva un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. E lasciami ballare tutta l'estate quando il sole sale sento